Siamo in un regime di illegittimità costituzionale dello stato di emergenza. Lo stato di emergenza è già stato dichiarato come incostituzionale da diverse sentenze e questo già la dice lunga sulla situazione aberrante nella quale ci troviamo. Al di là di questo vanno ricordate poi le ulteriori illegittimità costituzionali con le quali la situazione è continuata e tra queste meritano di essere ricordate in particolare quelle che abbiamo ottenuto grazie all'azione di medici coraggiosi, tra i quali protagonista è stato anche proprio il nostro dottor Riccardo Szumski, il quale ha partecipato e ha promosso sia l'azione che ha portato alla dichiarazione della illegittimità del divieto dell'uso dell'idrossiclorochina, sia in un secondo tempo, con una seconda causa, alla sentenza del Consiglio di Stato che ha permesso di superare cioè di mettere in crisi il cosiddetto protocollo di paracetamolo e vigilante attesa. Questo poi è stato purtroppo appellato dal Consiglio di Stato ed è quindi rimasto, ma è stata una dimostrazione importante alla quale ha fatto seguito l'articolo che è stato pubblicato sulla Verità qualche giorno fa, che ricorderete, che ha dichiarato che proprio questo tipo di cura è accertato che aggrava la condizione dei malati di Covid-19. Per cui Speranza dovrebbe darci qualche risposta sul fatto e sul perché questa cura sia stata mantenuta a tutt'oggi, nonostante la sua nocività. Quanto poi alla questione dell'obbligo vaccinale, si fa spesso riferimento a delle sentenze della Corte Costituzionale che richiamano il principio generale secondo il quale non vi sarebbe difficoltà ad imporre da parte dello Stato un obbligo vaccinale, in quanto ci sono appunto questi precedenti della Corte Costituzionale che già hanno riconosciuto la validità di questa imposizione. Ma questa imposizione non tiene conto del fatto che non tutti i vaccini sono uguali, quindi bisogna considerare anche il carattere e il tipo di vaccini che abbiamo di fronte. Per quel che riguarda questo tipo di vaccini, alcune considerazioni potrebbero essere fatte innanzitutto per quel che riguarda la loro capacità protettiva, perché uno dei primi inganni che ci è stato rifilato è quello che questi vaccini avrebbero una capacità protettiva superiore al 90%. Non mi dilungherò in dettagli tecnici, ma questo è il cosiddetto rischio relativo, a fronte del quale c'è poi un rischio assoluto che in realtà è stato calcolato da degli studi che potrei citarvi, ma cercherò di tagliar via veloce, che hanno dimostrato che il rischio relativo di questi farmaci è in realtà intorno all'1, qualcosa per cento. C'è poi un altro studio molto importante che distingue tra la cosiddetta efficacy e l'effectiveness di ogni farmaco. L'efficacy cosiddetta, l'efficacia iniziale, teorica, del farmaco è quando viene introdotto in mercato è quasi sempre superiore al 90%, ma poi la vera efficacia reale è quella che è sperimentata sul campo sulla base della distribuzione e della somministrazione a una tipologia molto vasta di persone, quindi anche a malati, ad anziani e così via. E a quel punto molto spesso l'efficacia reale del farmaco si riduce al 30-35% o percentuali di questo genere. Quindi anche qui non parlare di efficacia reale è un bel inganno. Altra cosa che va ricordata è poi il discorso dei contenuti di questi farmaci, che sono per lo più segreti. Recentemente un ex dipendente della Pfizer, Melissa Stricker,
ha fatto outing, come si dice, e ha rivelato che anche il vaccino Pfizer, come già l'AstraZeneca, contiene cellule di feti abortiti. Quindi anche questo la dice lunga sulla bontà di questi prodotti. Altra cosa poi da tenere presente è, oltre alla efficacia protettiva di questi vaccini, la loro qualità dal punto di vista della sicurezza. Cioè, se proteggono così poco questi vaccini, è da chiederci, sono almeno sicuri? Sono almeno innocui? Ebbene, io qui ho, se voleste ve le potrei riferire, un elenco di 48 medici e scienziati che dicono che i vaccini non sono affatto sicuri. Nancy Banks, Russell Blaylock, Shira Chopra, eccetera, eccetera. E ho il link di 27 documentari in cui centinaia di medici mettono in guardia dalla pericolosità di questi vaccini. Oltre a questo, mi ero già procurato io in passato, indipendentemente da questo elenco, degli altri pareri medici che non si capisce perché nessuno tenga in considerazione, o meglio, l'abbiamo già capito dai precedenti relatori, e ve ne cito solo alcuni che credo meritino di essere diffusi. La dottoressa Alexandra Henrion-Code, per esempio, che è la direttrice di un istituto, dell'istituto INSERM di Francia, è dedita da 12 anni esclusivamente allo studio dell'RNA, ha dichiarato, leggo testualmente: sono estremamente dispiaciuta di ciò che sta succedendo perché conosco l'RNA, proprio perché conosco tutta la letteratura in materia e tutto il suo potenziale, so che somministrarlo ad individui sani è una follia. Veramente penso sia qualcosa di inconcepibile. Poi Luc Montagnier, lo avrete letto anche voi di recente, ha parlato della pericolosità di questi farmaci. Uno dei massimi cardiologi americani, il dottor Peter McCullough, ha detto letteralmente: questo è di gran lunga l'agente biologico più letale e tossico mai iniettato in un corpo umano nella storia americana. Ci sono documenti scritti da eminenti scienziati che chiedono uno stop mondiale del programma. Questo stop mondiale del programma se l'è chiesto anche la dottoressa Lee Merritt, che è un medico della Marina Militare Americana, la quale ha detto: abbiamo smesso di lavorare sul vaccino del virus respiratorio sinciziale a causa di 22 decessi di neonati in ospedale. Abbiamo fermato l'H1N1, la suina, dopo 53 eventi avversi mortali. Adesso ne stiamo probabilmente avendo 53 al giorno. La domanda che ci si deve porre, dice la dottoressa, è: perché non fermiamo tutto questo? Io credo che dobbiamo tutti chiedere l'immediata cessazione di questo programma vaccinale. E a questo proposito dico anche che i giornalisti, come tutti noi, dovrebbero fare la loro parte. E quindi permettetemi questo sfogo, poi i giornalisti saranno ognuno capace di fare l'esame della propria coscienza e quindi di sapere se mi rivolgo a lui o a ciascuno di loro o meno, e dico che io li accuso di non dire la verità. Li accuso di non rispettare il loro codice deontologico. Li accuso di nascondere sistematicamente dati rilevanti, come quelli sul numero dei morti da vaccini, che se fossero stati dichiarati fin dall'inizio avrebbero probabilmente salvato vite umane. Giornalisti, raccontate la verità! Lo pretendiamo! E per chi ancora non lo sapesse, vi do i dati ufficiali dell'istituto Eudra Vigilance preposto dall'EMA al raccogliere tutte le segnalazioni di casi avversi a livello europeo.
l'ho appena fatto controllare perché è molto difficile da raccogliere questi dati totali andando nel sito e sfrucugliando, guardandosi le pagine. Ho dovuto anch'io consultare un esperto informatico, il quale l'altro giorno mi ha comunicato che è in grado di confermarmi e darmi la prova della veridicità di questi dati. A livello europeo, al 28 di agosto, avevamo già 23.252 casi di morti segnalate e 2.183.000 e rotti casi di eventi avversi, di cui la metà all'incirca gravi. Tenete presente che vi è uno studio del 2010 americano che dice che quando vi è farmacovigilanza passiva, come in questo caso per questi farmaci anti-Covid, il numero dei casi reali rispetto a quelli segnalati può arrivare fino anche a 100 volte di più di quelli segnalati. Staremo parlando di 2.300.000 morti in Europa che ci stanno nascondendo, e siamo solo ai primi mesi. A questo punto date queste indicazioni. Ecco, un'ultima indicazione importante vorrei darvela per chi ancora avesse dei dubbi o per chi mi ascolta da lontano, perché so che voi siete persone consapevoli, andando a consultare il sito stopworldcontrol.com. È un sito molto bello, molto ben fatto, americano, in inglese, ma l'inglese lo mastichiamo ormai tutti più o meno, quindi andatevelo a vedere. Stop Controllo del Mondo, stopworldcontrol.com. Lì trovate il video, tra gli altri, Vaccine Death Report. Detto tutto questo, la Corte Costituzionale ha sentenziato più volte che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'articolo 32 della Costituzione a tre condizioni: che il trattamento sia diretto non solo a migliorare o preservare lo stato di salute di chi vi è soggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri. Secondo, che se si prevede che esso non incida negativamente sulla salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiono normali e pertanto tollerabili, e se nell'ipotesi di danno ulteriore sia prevista comunque la corresponsione di un'equa indennità in favore del danneggiato. Ci sono diverse sentenze della Corte Costituzionale che dicono questo. Credo che non serva essere grandi giuristi per valutare se c'è possibilità di obbligo vaccinale, se deve essere rispettata la condizione del vaccino con i numeri che vi ho appena dato. In Senato il professor Marco Cosentino, medico chirurgo e professore ordinario di farmacologia, ha riferito alcuni dati. L'assunto principale su cui si basa il Green Pass, cioè che i vaccinati non contagiano, è totalmente infondato. Altro studio che è stato citato, che è stato presentato in Senato in questi giorni, è quello del professor Mariano Bizzarri, professore associato di patologia clinica e generale presso l'Università Sapienza di Roma, il quale ha affermato, citando il CDC di Atlanta, il Center for Disease Control americano, che le persone vaccinate come quelle non vaccinate possono essere altrettanto infettive a prescindere dalla vaccinazione. Questo è un punto decisivo, non ci sono differenze nella possibilità di trasmettere il virus. Alle stesse conclusioni è arrivato uno studio finanziato dallo stesso Ministero della Salute, dell'Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma, di cui si dava una notizia il 29 settembre scorso in prima pagina sulla Verità, il quale ha concluso che i vaccinati riproducono il virus vitale come i non vaccinati. Vi risparmio poi tutti gli studi che dimostrano che l'immunità naturale, e qui il dottor Chomsky ci insegna, è molto più protettiva di quella indotta dai farmaci. E siccome abbiamo appena avuto l'esperienza di una sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia che ha messo nero su bianco che i farmaci anti-Covid non sono sperimentali, forse qualche precisazione anche verso i miei colleghi o altri giuristi è opportuna.
i requisiti per la costituzionalità di un Green Pass sono comunque legati ai requisiti di ragionevolezza e proporzione. La Corte Costituzionale ha indicato che sono requisiti di ragionevolezza la necessaria proporzione tra evento e misura, il rispetto di un equo bilanciamento tra valori diversi di pari rango costituzionale, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, e che le misure siano rispettose degli altri diritti costituzionali e quindi tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale. Anche qui valutate voi stessi se questo Green Pass può essere giudicato costituzionale. Qui vale la pena anche di ricordare che la definizione dell'OMS di salute è la seguente: uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non la semplice assenza dello stato di malattia o di infermità. Allora io mi chiedo, quando limitano la nostra possibilità di avere svago, cultura, sport, attività ricreative, forse stanno curando la nostra salute mentale, fisica e sociale? Quando ci minacciano di toglierci il pane, il lavoro, la dignità stessa, quindi stanno forse curando la nostra salute mentale, fisica e sociale? Quando distruggono gli ospedali perché costringono un sacco di medici, di infermieri, di psicologi e di sanitari vari a stare a casa, stanno forse proteggendo la nostra salute? Allora il dubbio del giurista a questo punto è: che fare di fronte a uno Stato che sta stravolgendo tutto, che non rispetta più i principi, che non ci permette più di lavorare con la logica? Allora permettetemi di usare questa immagine. Secondo me noi abbiamo sopra di noi i cascami di un vecchio Stato che sta morendo. Come ci insegna Hobbes, si è autodelegittimato nelle fondamenta, perché è venuto meno ai suoi doveri fondamentali. Quindi siamo come una specie di brutto anatroccolo che sta perdendo le ultime piume di uno Stato ormai fallito e superato, e sta spuntando in noi il cigno che deve emergere. Le piume bianche già si vedono. Sappiate per esempio che il collega avvocato Rainer Füllmich, con un gruppo di 1000 avvocati e 10.000 dottori, ha già avviato in Canada il processo Norimberga 2. Io ho la copia della citazione con la quale per frodi, stragi, violazioni del codice di Norimberga e altri reati da pena di morte sono stati citati la regina Elisabetta II d'Inghilterra, il premier Justin Trudeau, il ministro della salute canadese, la Bill and Melinda Gates Foundation, la Gavi Alliance, l'OMS e qualcun altro che non ricordo. Questo è già un processo partito. Noi siamo, cito l'analogia, visto che siamo nel comune di un sindaco di origini polacche, mi viene spontaneo anche citare l'esempio di Solidarność e della Polonia ai tempi di Jaruzelski e di Lech Wałęsa. Noi siamo nella stessa situazione, siamo in uno Stato che sta morendo, ma stiamo anche costruendo il nuovo Stato del futuro. Dobbiamo avere tutti questa consapevolezza e essere tutti impegnati a cominciare a pensare ad uno Stato nuovo, a una società nuova, a una cultura nuova, a una civiltà nuova. E secondo me, se allora la parola era Solidarność, la parola nuova potrebbe essere, è una proposta, umanità. Permettetemi, così concludo, di citare Piero Calamandrei, il nostro amato professore e avvocato, uno dei nostri costituenti. Piero Calamandrei diceva che le leggi sono nulla senza l'umanità, e l'ordine a cui appartengo si fregia di un simbolo che è una bilancia dove da una parte sta il codice e dall'altra parte sta la rosa che rappresenta l'umanità.
a ricordarci che le leggi sono nulla se non vengono interpretate e utilizzate a fini umanitari.